Legambiente è presente a questa manifestazione per l'acqua. Noi siamo a favore della risoluzione della crisi idrica e quindi chiunque di buona volontà indica manifestazioni, concentramenti, dibattiti per risolvere questa crisi, noi siamo al fianco di queste persone, al fianco delle associazioni, al fianco ai partiti che conducono una battaglia per la risoluzione vera di questo problema. E quindi siamo qui oggi pomeriggio presenti al sit-in indetto dal Codacons e ci stiamo confrontando con i nostri compagni di strada, con i nostri compagni di avventura per risolverlo davvero questo problema. La misura è colma e adesso si sa, almeno la Protezione Civile regionale ha dato indirizzo, ha indicato qual è la strada, bisogna reperire le fonti. Reperire le fonti vuol dire recuperare le fonti che fino a 10 anni fa erano utilizzate e che poi sono state progressivamente abbandonate, quindi sono fonti immediatamente utilizzabili, cercare nuovi pozzi e a mali estremi, se l'acqua non dovesse essere sufficiente per il fabbisogno idropotabile, ricorrere anche ai dissalatori, ma in estrema ratio, perché i dissalatori hanno un costo energetico molto alto e quindi il costo di produzione dell'acqua da dissalatori è molto più alto rispetto al costo dell'acqua prodotta attraverso i pozzi. Ingegnere, anche lei qua. Sì, abbiamo segnalato nei mesi, negli anni, Legambiente ha segnalato tutta una serie di inadempienze e soprattutto tutta una serie di soluzioni tecniche praticabili e anche di inadempienze proprio del gestore, dell'assemblea territoriale idrica, di chi si occupa di questo settore, perché quello che abbiamo visto non ci è piaciuto. La mancata misurazione dei consumi, la mancata repressione di abusi, sprechi, la mancata individuazione dei prelievi abusivi di risorsa, la mancata manutenzione delle reti, tutte queste cose fanno sì che la quantità d'acqua che viene messa in rete, tra la quantità d'acqua che viene messa in rete e quella che arriva nelle case ci sia una differenza enorme. Quindi semplicemente questo, richiamiamo ciascuno alle sue responsabilità, ma soprattutto al recupero degli ingenti finanziamenti che in questi ultimi anni anche si sono persi per il rifacimento delle reti e per tante altre attività obbligatorie e fondamentali. Continua il sit-in di Peppe da 5 giorni, oggi un concentramento, ma non vediamo molta partecipazione. Arturo, io l'ho detto sin da principio, io sono partito organizzando il sit-in col mio stazionamento qua, perché conosco questa città. Le manifestazioni precedenti hanno spento un attimo l'entusiasmo della gente. La gente ad Agrigento si adatta, sono venuti tutti a comprarsi i bidoni, tanto oltretutto nel frattempo è migliorata la distribuzione. Il sindaco non ha fatto quello che doveva da protezione civile. Il decreto del 6 di maggio dice che tutto viene delegato alle protezioni civili locali. Ora fanno il ping pong tra la regione, il comune e la protezione civile regionale. Noi vogliamo l'acqua, noi abbiamo detto che io rimarrò qua, e oltretutto ti spoilerò subito una cosa, io rimarrò qua finché non migliorerà il sistema idrico, la distribuzione idrica, con un dissalatore, con fonti alternative che sono i pozzi. Io parlo di pozzi da aprile, come mai il sindaco non ne parlava? Io da cittadino, quando dico io da cittadino, perché non il sindaco? Reperisco fonti alternative. L'eccesso è reperire una fonte alternativa all'interno della struttura del comune. Dentro il teatro Pirandello c'è un ipogeo che dà acqua. Il sindaco non l'aveva catalogato questo, non l'aveva messo a disposizione di AICA. 2 litri al secondo, per farlo capire agli agrigentini, daranno acqua a un quartiere come il campo sportivo. Ma sindaco, sai fare il sindaco o vuoi fare altro? Se sai fare il sindaco, fai il sindaco, se vuoi fare altro, fai altro. Ti dimetti, dice non sono capace, non sapevo dove mettere le mani. È più onesto intellettualmente come ragionamento. Andiamo alla presenza che poteva essere sicuramente più numerosa. Le altre associazioni, le vedete qua, si sono aggregate perché hanno capito che io non sto strumentalizzando. Adesso parlerà una persona che è fuori da ogni cognizione politica da Agrigento, perché fondamentalmente io lo dico, sono onesto intellettualmente, lo dico un anno prima che sono candidato, perché da ora in poi io tutto quello che ho fatto prima, mica l'ho fatto perché io non credo alla politica. Chiunque si vuole spendere per la sua città,
chiunque ama la sua città e la vuole migliorare, ne parla, perché non è che se tua moglie è bella, si trucca, tu non vuoi, la fai truccare, la rendi più bella. Questa Agrigento va migliorata e sicuramente chi non è contento di chi ci sta amministrando dovrà trovare un'alternativa che magari non sarò io, sarà un'altra persona ancora. Allora, noi come associazione abbiamo partecipato a tutte le manifestazioni che sono state fatte per attenzionare e sensibilizzare sul problema, sul drammatico problema idrico che la nostra provincia sta vivendo. Abbiamo sempre detto, anche con documenti ufficiali, che questa crisi, più che essere dovuta alla mancanza di pioggia o al cambiamento climatico, è dovuta a una crisi profonda della politica locale e regionale. Come Consulta abbiamo proposto da 3 anni soluzioni che avrebbero, diciamo, mitigato oggi la carenza idrica. Uno degli aspetti più importanti è che la ricerca di nuove fonti e di nuovi pozzi doveva essere iniziata da AICA e quindi anche da ATI, dall'Assemblea Territoriale Idrica 3 anni fa, non ora, perché non si può ora compensare tutto quello che non si è fatto in 3 anni e farlo in un mese. È chiaro che ci sono gravissime difficoltà. Una delle cose, uno dei fattori della crisi idrica è che Sicilia Acque, che fornisce l'acqua ad AICA, ha chiuso i rubinetti per circa il 50%. Questo avviene perché gli invasi sono svuotati, ma avviene anche perché, a nostro parere, AICA ha un debito di 18 milioni di euro con Sicilia Acque. Quindi è un fattore economico, dici tu. Non si può non pensare che il fattore economico incida, e allora si chiede a tutte le istituzioni di intervenire anche su questo. L'ultima cosa veloce e chiudo è che tutte le fonti dell'ambito appartengono al demanio, quindi appartengono a tutti i cittadini, e ci sono almeno 7 comuni della montagna per i quali la crisi non esiste, e quindi è chiaro che anche quelle risorse vanno messe a beneficio